Questo è il commento a fine gara di Marco Mariotti, tecnico della Nuorese, e di Bernardo Mereu, allenatore del Castiadas. Un po' rispecchia tutto l'andamento dell'anno, no? Abbiamo sempre cercato di giocare a calcio, poi le motivazioni fine anno sono diverse, nel senso quando le squadre si debbono salvare vengono molto arroccate dietro, no? Noi abbiamo una potenzialità davanti che insomma, per la categoria, però devo fare i complimenti ai ragazzi. L'unica cosa che mi sono arrabbiato molto il primo tempo è perché tanto lo sapevamo che ci aspettavano, dovevamo avere il coraggio di giocare un po' più a pallone, non è che oggi succedeva qualcosa, se avessimo rischiato qualcosa dietro, però hanno fino in campo fino all'ultimo, hanno cercato di giocare e credetemi non è facile, noi abbiamo visto tutte le partite, una squadra disposta bene che non regala niente allo spettacolo, che va sull'alzodo, no? Lo sapevamo, però questo racchiude tutta l'annata che abbiamo cercato sempre di giocare a calcio, tante volte ci siamo riusciti meglio, avevamo tante volte difficoltà nel fare gol, anche perché poi quando ci capitano quelle 4-5 occasioni abbastanza semplici vanno chiuse occasioni, non è che te ne capitano tante, però alla fine devo essere contento dei ragazzi. Abbiamo già raggiunto con 3 partite quello che avevamo fatto l'anno scorso, siamo sicuramente in una posizione migliore perché oggi siamo ottavi, l'anno scorso abbiamo finito decimi. Per noi è stata una buona prestazione, è chiaro che dobbiamo ancora lottare, lottare, soffrire, ma era chiaro che era questo il nostro campionato, quando dopo 10 partite si ha un punto è normale che fai bene, fai bene, fai bene e poi ti capita di perdere un'opportunità e ti ritrovi di nuovo sempre in difficoltà, ma era tutto chiaro, quindi ci vuole molta forza, molta determinazione, i complimenti sono vivissimi per la Nuorese, dopo un anno circa sono tornato, ho visto una società cresciuta moltissimo, una squadra che gioca bene, tanti bei calciatori, quindi insomma questo credo che sia il viatico per poter costruire magari ancora successi più importanti, questo è chiaro il mio augurio a tutta la Nuorese Calcio e ai tifosi di Nuoro.